Diciamo che una nottata non basta per raccontare la mia infanzia. È un'infanzia un po' difficile, un po' dura per un bambino della mia età. Allora, un bambino della mia età. Magari vi potrei raccontare di quel Daniele De Martino di 14 anni fa. Dico 14 anni fa, 2008, 2007, quando quasi nessuno credeva che quel ragazzino poteva diventare un personaggio, poteva riuscire ad entrare e conquistare i cuori della gente. Ho avuto dei piccoli anni belli e poi nello stesso tempo brutti, perché iniziai molto piccolo a cantare. Non parlo delle mie cose personali perché poi andrei a toccare magari fatti familiari e non mi va di farlo. Posso parlare però della mia vita artistica, non è stata facile. Ho dormito anche, ho visto tramontare, ho visto fare notte, ho visto tanti commercianti aprire i loro negozi anche alle 5 del mattino o chiudere le loro attività, chi faceva tardi fino alle 4, alle 5 del mattino. Che cosa voglio dire con questo? Vi faccio capire subito che per arrivare a cantare anche una canzone, che alle volte nemmeno quella mi facevano cantare, rischiavo di dormire per strada, perché io, essendo palermitano, se mi spostavo da Palermo a Catania o da Palermo a, che posso dire, a Messina con il pullman da solo ragazzi, alle volte rischiavo di perdere quel pullman, quindi rimanevo da solo alla stazione centrale. Mia mamma sapeva che possibilmente ero a casa di qualche amico. Questo amico non esisteva, perché questo amico non esisteva, era tutta un'invenzione, che erano tutte delle cose che inventavo io a mia mamma per farla stare tranquilla, e invece più delle volte mi finiva alla stazione di Catania, perché Catania è stata sempre il mio punto di riferimento. Mi finiva alla stazione di Catania o alla stazione di Messina a stare nascosto nella stazione dei pullman per aspettare il pullman che l'indomani mattina mi doveva portare a casa, e non potevo andare a casa alle 9-8 del mattino quando arrivava il pullman a Palermo, perché sennò mia madre capiva. Quindi dovevo rimanere tutta la mattinata fuori, e magari poi si facevano le 3, le 4 del pomeriggio e dire mamma, tutto a posto. Vezzosi ti ha scoperto? No, carissimo Michela, Vezzosi non mi ha scoperto. E questa storia ormai l'ho raccontata tante volte. Vezzosi è stato un cantante che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere. Abbiamo fatto una grande canzone insieme, allora, Orfano. Però io fondamentalmente mi sono scoperto da solo, perché ho creduto io a me stesso prima, e dopo tutti gli altri hanno creduto. Però quando dico che io dormivo da solo alla stazione perché perdevo il pullman delle 21 di sera, e giustamente il prossimo era alle 5 del mattino, perché l'ultimo pullman era alle 21, vuol dire che non avevo nessuno, perché quando non sei nessuno ti guarda e nessuno si accorge di te. Sono in pochi quelli che possono capire il tuo stato d'animo e darti una mano, sono veramente in pochi. Quando diventi qualcuno poi diventano tutti cugini, amici, parenti, fratelli e sorelle. Ma purtroppo non è colpa dell'umano, dico che non è colpa di nessuno, è colpa della vita. È questa la vita, purtroppo è questa la vita. Quindi quando parlo che ho conosciuto il male nel mio lavoro, parlando del mio lavoro e non toccando i miei fatti personali, ecco, questo è uno dei tanti motivi che ha fatto forte la mia carriera, perché ho passato tante notti da solo per strada,
per amore di fare sempre qualcosa, per amore di arrivare sempre al mio obiettivo. E sono stato molto testardo perché nessuno ci credeva, tutti, ah no, ma che deve fare, no, ma dove deve arrivare, sì, vabbè, no, vabbè, sì, vabbè, ma qua, Poi un bel giorno, quando questo Daniele De Martino, un bel giorno uscì, così per caso, tutti quanti, chi criticava, chi cercava di calpestare quel ragazzino di solo 15 anni, 16 anni, e poi hanno messo a capire che poteva diventare qualcuno. E lo è diventato, ragazzi, perché oggi sono felice e orgoglioso che tanti giovani come me sono cresciuti e continuano a crescere con le mie canzoni, nonostante la mia giovane età, che poi sono sempre 24 anni, e in 24 anni almeno io posso raccontare già di avere un curriculum e di avere un repertorio alle spalle. Come hai conosciuto Laura? Bella domanda. Eravamo piccoli, eravamo con Laura. Ci siamo conosciuti in una fermata dell'autobus. In una fermata. Stava piovendo, io stavo aspettando il mio solito autobus e lei era con le amichette sue. Dice, ma tu sei Daniele De Martino? E allora ero il ragazzino che cantava, non ero come oggi, ero il ragazzino che cantava. A 15 anni si femmina già, con le tue amiche ti piace girare. È stata la prima canzone che poi ho dedicato proprio a lei, perché era molto piccola. Dopo questa canzone diventò sua, anche se già era nata da parte mia questa canzone, però poi diventò sua e lì ci siamo conosciuti.